Allora, ci eravamo visti in via del Babbuino a Roma, giardinetto elegante, adesso ritroviamo Eleonora Giovanardi, la Milano Games Week e Cartoomix, contesto diverso, diciamo, Contesto Eleonora. decisamente diverso, sono contenta molto di essere tornata Esatto, e di di ritrovarci. ritrovarti. Salutiamo la gente che passa davanti. Sì, il contesto è decisamente diverso. Io poi qui c'ero stata l'ultima volta Ecco. per l'Expo. Mai più tornata in fiera, devo dire la Vedi, verità. quindi è stato Quindi Hotcorn che ha rivedo- fatto tornare alla... Vedi, qui, voi non lo sapete, ma No, sì, davanti di ci qua abbiamo c'è... tipo... È di là il vero spettacolo in Esatto, realtà. 8000 persone che passano, però è bello. E allora, perché ti abbiamo invitato qui, Eleonora Giovanardi? Me lo chiedo Abbiamo, anch'io. esatto, abbiamo sfidato la pioggia, una fila di mezz'ora Veramente. per parlare delle tue eroine, perché comunque questo è il contesto in cui ci sono tutte gli eroi e le eroine della cultura pop, che devo dire poi in realtà per un certo periodo, ne parlavamo anche l'altro giorno, sono stati un po', non dico mistificati, ma sempre un po' presi in giro anche, invece sono dei personaggi pop che hanno, per delle persone hanno costituito veramente dei riferimenti. Assolutamente. Quindi noi, Eleonora Giovanna, abbiamo i tuoi 5 miti, ma so guarda, che non ci sarà Wonder Woman. Non ci sa- Non Ma c'è perché Wonder guarda, Woman. allora aspetta, devo fare prima di tutto Vai, fai una una premessa, confessione, vai. devo fare una confessione. Io non appartengo al Esatto, mondo del gaming e non non dirlo appartengo troppo forte per perché poi viene niente picchiato. al mondo dei comics, cioè questa è la verità. Quindi quando tu mi hai chiesto le 5 eroine, mi hai messo in enorme difficoltà. Perché i miei eroi e eroine in realtà sono più legati al cinema, ovviamente, però ho fatto per te e solo per te Scusa, un viaggio cartone nella animato mia da infanzia. ragazzi. Infatti, Oh. infatti. È Allora, un sai hype. cos'è ho scoperto? Ho scoperto il trauma all'origine. Perché? Vai. Parto con le mie eroine. Ero partita bene, secondo me, con le eroine. Io guardavo proprio, e non era precisamente dei miei anni, io sono dell'82, però è andato in onda per sempre. Come tante bambine degli anni 80, io sono appassionata di Lady Oscar. Quinto posto Lady Oscar, che tra l'altro... No, per me primo Ah, posto. primo subito, ma hai svelato subito la No, aspetta, perché dopo arriva il trauma, ok, capito? vabbè. Lady No. Oscar, bellissima. Beh, Lady l'estetica Oscar- di Lady Oscar, meravigliosa. E poi comunque lì c'è una storia genderless anche... No, e poi c'è comunque un background, non so perché in quel periodo andasse così tanto, ma c'è il background della rivoluzione francese Sì, comunque, sì. cioè punto altissimo della storia civile, quindi insomma Poi lei è un ero personaggio partita veramente, affascinantissimo. molto conturbante. Anche femminile, cioè comunque lei era una, non si lascia mettere in piedi in testa da nessuno. Infatti per quello ti dico che ero Quindi- partita bene, perché poi c'era a pari merito, non so se si possono Questo è il fare i pari Pantheon di Eleonora Giovanardi. Vai. non so se si possono fare i pari meriti, però la Stella della Senna, che era un po' prima di Lady Oscar. Anche lì estetica meravigliosa, disegnato benissimo poi, Disegnatissimo, e la colonna sonora, Tra l'altro cioè, è nel tutto, senso, c'è in streaming adesso. c'è in streaming, e lei era un po' prima la Stella della Senna. Sì, Io l'ho sì. scoperta con Lady Oscar, no? La Stella della Senna era veramente affascinante, veramente poi perché bello. c'era questa maschera, tu non sapevi chi era. E poi comunque, lei poi sai che era la sorellastra della regina, bla bla bla, Esatto. quindi comunque ancora la Francia. Sì, me la ricordo anch'io. Mi no? ricordo che mi colpì molto perché il tratto era veramente disegnato bene, era poetico a tratti Assolutamente. veramente. Assolutamente Quindi Lady è bello. Beh, erano vabbè, questi bellissimi. due ti Loro rendono onore però. No, allora, esatto. Dai. Quindi questo è, Secondo me tra l'altro potrebbe passare una Lady Oscar qui, l'ho vista ieri. Ci starebbe. Ah sì, l'hai vista? C'era. Beh, vabbè, questo Lo scoop questo sarebbe mi la piace. foto di Eleonora Giovanardi con Lady Oscar. Io vorrei così. fare una foto con Esatto. Lady Guarda, Oscar arriva per quello col fare martello, pace con il mio passato. Esatto. No, però ecco, questo è il mio lascia passare per Questo è poi il venire background, qui. è l'humus culturale. Questo è, è il mio pass per entrare alla Games Week. Ok, vabbè, quindi Cioè, con... qualcosa ho visto. Esatto, con questa ti sei messa un po' la coscienza in pace. devi Io dire. ora Sei partiamo giocato- di cose. Per esempio, questi costumi sono molto belli. Belli. Ma dopo però io ti dico, ho avuto un piccolo trauma. Perché dagli anni 80, io poi sono cresciuta, no? So che non si direbbe, ma dagli anni 80 un po' sono cresciuta. E poi arrivano gli anni 90. E per me le eroine femminili a quel punto Sono... non sono eroine, ma sono stata vittima, come molte bambine degli anni 90, di Non è la Rai. E lì parte il trauma, capito? Io ho abbandonato gli eroi fondamentalmente. E tu eri amante di nella Rai, guarda Guarda, io mi sono salvata perché ho avuto delle amiche ganze dopo. che ti hanno tirato fuori.
No, però io lo guardavo. Ma Sai dai. cos'è che mi ha fatto venire? Ma veramente me l'hai fatto venire in mente tu? Perché c'è un bellissimo libro che si chiama Ripartiamo dal desiderio di Ah. Elena Kuter. E è veramente un libro, Segnate. no, è veramente un libro eccezionale che andrebbe letto con cura, che fa tutta una storia, vabbè, del femminismo, una risposta insomma dell'ultimo femminismo di terza, quarta ondata. Parte però da un saggio su Uno nella Rai. Ma dai, ma E lì io dicendo ho- i danni... No, non parla, Non parla di di danni. parla, lei fa, io ti parlo di trauma e di danni perché sono molto più pane e Cioè, vai, salame. però. Lei invece fa un'analisi veramente molto più puntuale della figura bicefala che era Ambra, perché era in realtà era male gaze totale, perché era Beh, una ragazzina guardata io dagli avevo occhi 16 anni. di un uomo molto il problema adulto. è quello, sì. Però Elena Coutier fa anche un'analisi della femminilizzazione della società, cioè Buoncompagni per avere voce doveva utilizzare il corpo di una ragazzina di 15 anni. Ah, proprio... Capito? Quindi è un'analisi veramente molto conturbante e poi parla di tutto il capitale erotico che ancora oggi insomma esiste. Squid Game, qui poi passa il No, Squid non Game. l'ho visto Squid Game. Squid Game. Mi dovete poi anche spiegare. Vabbè, però puoi saltarlo, dai, salta. Squid Posso Game saltarlo? saltiamo, dai. Tutti me l'hanno detto e quindi l'ho saltato. Vabbè, salta, dai. E quindi, capito, dopo da lì è nato questo E quindi lì problema c'è stata col la svolta, femminile. per cui no, poi non è che c'è stata la c'è svolta. Eleonora Giovanardi punk? No, quando arriva il momento punk? No, La rottura. sì, è arrivato un attimo il Arriva, momento dai. punk, devo dire la verità, ma è arrivato con l'università, quindi Ok, quindi avanti. capito? Però per le medie, no, davvero, adesso a parte gli scherzi, per le medie, quelle immagini, non so se tu ce l'hai presente, insomma... No, ma c'era Please Don't Go, il balletto finale di... Quanti dove loro minuti durava? no, Durava tipo 38 20 minuti perché cioè, tra l'altro, era... anche dal punto di vista di storia della televisione è pazzesco, Sì, no? sì, Cioè, sì. tutte pazze che avevi il momento del camera look, quindi dovevi per forza fare le pazzie, cioè, Sì, però per erano noi... veramente influencer prima degli... Cioè, se ci pensi, era già quella roba lì. Sì, e poi soprattutto per noi ragazzine comunque è stato un immaginario veramente molto violento da Anche perché era assorbire. tutto pre-rivoluzione comunicativa di internet, quindi tu avevi C'era quello... e poi durava tanto, perché io Tantissimo. mi ricordo che tornavo dalle medie fino alle 4 del pomeriggio, c'era cazzo, non si può dire, È vero, sì, vabbè. c'era non era Rai, cioè comunque 2 ore di... Ma scusa, Beverly Hills 90210? Io lo vedevo perché lo vedeva mia sorella, però ok. ammetto che per me Quindi- per me avevano 40 anni loro. Lo so. Ma un neanche po' erano più Brenda. grandi Brenda, Shannon Doherty, niente. ma no, io l'ho visto, però non... Non subivi la fascinazione. Non subiva, perché per me erano veramente grandissimi, Grandissimi. capito? E dopo c'è stato poi Melrose Place, non ne parliamo, perché Vabbè, Melrose Rose Place era palesemente lì erano proprio già. gli zii. Per me c'è stato, forse perché ero un po' tardona, Dawson's Creek. Ah, vabbè, Dawson's Creek, bello, vabbè, Dawson's sì. Creek io l'ho visto al liceo nel momento perfetto, e anche lì, se vogliamo parlare di rappresentazione del femminile, Joy Potter, parliamone Joy Potter. Ma scusa, veramente. quindi chi è la terza eroina del La punk? terza c'è la rottura, è per quello che sono partita ok, dall'inizio, ok, capito? ok. La Quindi- terza è la rottura. E ci porta? E ci porta invece poi, non so, farò una cosa un po' melensa, però concedimelo. Io da lì in poi ho avuto la fortuna di avere le eroine di fianco a me in carne ed ossa. Tararara. questa- No, davvero, lo so, Vai, perché ci ho pensato, io non ho avuto poi più, vabbè, a parte i miti, quelli personali del mio lavoro, Cioè tipo Monica Vitti, c'è questi sì, intoccabili. ma appunto Monica Vitti, peraltro, che abbiamo onorato e festeggiato perché ha compiuto 90 anni, ma Meryl Streep, cioè capito, Glenn Close, cioè quando inizi a parlare poi di miti del tuo lavoro è un'altra cosa, Certo. però io parlo di eroine nel Eroine senso del di perso- donne sì, sì, che sì, mi sì. hanno poi portato avanti. Per me la rivoluzione, dopo il trauma non era Rai, è arrivata la rivoluzione della coscienza con l'università, e lì ho incontrato 2 persone che sono fortunatamente ancora mie amiche, che sono proprio... Non posso fare i nomi perché una peraltro è un personaggio, insomma, che non so se vuole non che puoi se ne parli, dire. non se ne Ok. parli, però è una scrittrice, e insomma sono 2 donne femministe che mi hanno diventano i miei esempi viventi, non solo per le carriere che hanno avuto, sono Cioè, donne quindi che sei vivono in passata America. da Non è la Rai all'incarnazione Perché del ho mito. avuto la fortuna di avere delle persone che non era Rai, non l'avevano visto, Ah, erano quindi molto ti più hanno- avanti di me. Erano Hanno molto cambiato più- il binario. E mi hanno un attimo tirato fuori. No, però a parte gli scherzi, sono stata poi, devo dire la verità, fortunata, perché sono stata circondata da donne che sono diventate i miei miti.
non posso dire, però mia madre per esempio anche questo, è stata una persona molto importante, cioè una persona che stimo anche proprio come donna, al di là del fatto che sia mia madre, non so come dire. Certo. Quindi poi i miti sono diventate delle persone concrete che mi ispirano. Non per ultimo, e qui passo a finire il mio pantheon, diciamo, se metto queste due scrittrici mie amiche a pari merito, diciamo, poi il collettivo, la mia associazione Amleta, devo dire che oggi per me È il le tuo eroine sono loro, perché Ecco, sono infatti- altre colleghe, attrici che mi stanno ispirando, mi stanno insegnando. Tra l'altro ho visto che su Instagram avete lanciato anche l'hashtag. Sì, perché il mese di novembre è il mese che Esatto. ospita la giornata di eliminazione della violenza contro le Esatto. donne, che è il 25 di novembre. E tra l'altro, scusa, nello specifico poi partite anche da quello che è successo in Francia, che in Italia non ha avuto molta eco, Non ha avuta molta è proprio eco. caduta Sì, stranamente, mentre in Francia c'è stato proprio una... Abbiamo perso un'occasione, secondo me, in Italia qualche anno fa riguardo al Me Too, però il Me in Too che è Italia sì, esploso... siamo- Sì, il Me Too che è esploso in Francia, che noi caldeggiamo, diciamo, sosteniamo e Poi in sulla Francia quando cuscia ci partono, mettiamo. cioè col tir proprio, cioè Sì. non è che fanno le Proprio nel cose... Me Too teatro che è partito Sì, esatto, in Francia, esatto, sì, infatti, perché poi il Me Too invece in America è nato principalmente nell'ambiente Nel cinema. cinematografico. Invece noi ci mettiamo sulla scia di questo Me Too teatro lanciandolo in Italia con l'hashtag Apriamo le stanze di Barba Blu, che Esatto. è un modo di denunciare, diciamo, e di stracciare il velo di ipocrisia che ancora ricopre, insomma, i nostri teatri, che sono luoghi della cultura, dove le attrici hanno, lavorando col loro corpo, il limite diventa Sempre molto sottilissimo. sottile, no? Infatti avete raccolto delle testimonianze, Molte visto che su testimonianze, Instagram... e fino a tutto il mese di novembre sarà dedicato a questo. Noi chiediamo di partecipare a questa challenge, che è appunto farsi una foto con una chiave in mano, che è simbolo di aprire le stanze di Barba Blu, e per chi vuole, ovviamente non è che forziamo, denunciare delle proprie esperienze proprio o di colleghe o colleghi, perché abbiamo ricevuto anche tantissime mail e Ah, di testimonianze di attori. In particolare c'è un attore che mi ha veramente commosso, che mi ha mandato personalmente la sua testimonianza, ringraziando, insomma, di quello che Amleta stava facendo, quindi decisamente dando un'immagine del maschile decisamente Diverso. Ma, bella, ecco, insomma, però- non diversa, immagino che ce ne siano più di uno, No, no, di certo, uomini certo. fantastici. Ma quanto rischia però di essere, ecco, dopo il Me Too ci fu la grande onda, la rivoluzione, che poi a un certo punto, non dico che si è fermata, però è rimasta un po' lì, poi in realtà sono successe delle cose nell'industria, abbiamo visto da Chloe Zhao in giù, è cambiata. Quanto rischia però di rimanere anche una parola vuota? Cioè di diventare, ah no, sì c'è il Me Too, dopodiché... Guarda, c'è un- secondo me il rischio è il rischio di tutti gli slogan. Tutti gli slogan hanno la possibilità di diventare delle campagne dove uno si fa la foto e si mette un po' a posto la coscienza. Esatto. Però, d'altra parte, io mi ricordo sempre questa cosa che disse Saviano, l'ha scritto, mi sembra, su un articolo di Repubblica tantissimo tempo fa, che ogni volta che uno fa qualcosa di buono, c'è in Italia qualcun altro che deve screditarlo, perché in un certo modo si sente Attaccato, meno, sì, o meno colpito, no? Quindi il rischio è quello, cioè noi portiamo avanti una campagna anche andando contro, sai quanta gente ci dice ma lo fate solo, adesso c'è tutta la mania del pinkwashing, no? Lo fate solo per mettervi in mostra, perché siete attrici. Sì, poi c'è No, pure quella perché cosa lì. noi tra di noi non facciamo uno spettacolo insieme. Ora presenteremo il Festival Amleta, dove noi diamo lo spazio sul Quando è lo palco. festival? Il Festival Amleta Quando? lo facciamo a Milano a fine maggio. Ah, A fine maggio al Teatro Leonardo. Beh, poi un vabbè, call verrà media partner. Assolutamente. Dai, cioè. Al Leonardo verrà presentato, e poi abbiamo tanti teatri come l'Elfo, come i Filodrammatici, che sono dei teatri molto importanti per Milano, che hanno appoggiato la nostra campagna e la nostra associazione. Quindi, insomma, è vero che possono rimanere parole vuote. Accettiamo il rischio, perché siamo molto sicure Sì, che tu possono dici- anche invece essere riempite, come dimostra questa campagna, che veramente sta... Noi abbiamo una mail dedicata a questa cosa della violenza, è anonima ovviamente, e sta veramente ricevendo tantissime segnalazioni, quindi insomma è possibile che si riempiano poi le parole anche, spero. Senti, no, chiudiamo e ti ringraziamo per, grazie per avere, tutto il soprattutto- viaggio. Intanto ci sono anche i pifferai magici qui adesso, Ma che giusto ogni tanto che colpi hanno- di pistola. hanno più
dignità loro di campeggiare in questo che me, perché io non c'entro niente, però imparerò. Sei venuta a portare la tua testimonianza. Senti, chiudiamo invece con ti chiedo un film da consigliare proprio su questo tema che ti ha particolarmente colpito e che non dice sul tema del Me Too, di tutto quello che è successo in questi anni. Guarda, a me è una serie che mi ha colpito molto, però non legata al Me Too, legata alla violenza in generale, per me è Unbelievable. Unbelievable. Secondo me Unbelievable è una serie, tra l'altro tratta da una storia vera, è una serie che a me ha veramente colpito molto, di quelle serie che non riguarderei perché mi ha colpito molto. Ah, ok. Sì. E poi c'è stato, oddio, quello bellissimo con Nicole Kidman, Shells, il film, dai. Ma quanti anni fa? Ma no, è recente. Quante parole ho? Dai, inizia con la 3 S. parole, S. Shells, dai! Devo googlarlo, ambientato vabbè. dove? In Australia? No, in Stati America, Uniti? Stati Uniti, Un altro attore? Anchorman, Anchorwoman, Nicole Kidman. certo. She-Bomb, no, una cosa così. Dai! Con Charlize Theron pure. Nicole Kidman, Charlize Theron e Reese Witherspoon pure, o forse era produttrice? No. Che c'è quella scena proprio dove Cioè, arriva... c'è Bomb nel titolo. Sì. E arriva tipo il Weinstein della situazione e gli dice di tirare sulla gonna e loro sono delle anchor woman Sì, ho capito, giovani che vengono... Ho capito, ce l'ho, lo scriviamo sotto il canale lo scriviamo così. perché siamo due anzianotti in questo mondo di giovani. No, ma perché noi non ci prepariamo niente prima, noi andiamo così, cioè non è che stiamo qua... Però quello è un bel film, secondo È da recuperare. me. A me è piaciuto molto. Perfetto, adesso dove vai? Vai negli stand a vedere qualcosa? Io vorrei provare... faccio veramente la boomer, io vorrei provare l'augmented reality, c'è da qualche parte, non si fa. La portiamo noi, dai, vabbè, Ma sì. perché sì, devo provare? L'augmented reality. Non si fa? Sì. Di là, dopo la portiamo di là. Giusto per vedere. Eleonora Giovanardi all'Hot Corner. Grazie mille. Grazie, Eleonora.